fins a Sant Marzà, no dura fins a Sant Marzà. Uno particano mesurai, in sospari, cantan fino cantan fino canta galera, canta di lavoro, sorse lavoro, in sospiro di spera, in sospiro di spera. Unu pallupilicano, meso antico e meso nuovo, bello tunno pare dopo, dura fins a San Marzà, dura fins a San Marzà. Unu pallupilicano, meso antico e meso nuovo, bello tunno pare dopo, dura fins a San Marzà, dura fins a San Marzà. Uno particano mesurai, in sospari, cantan fino cantan fino canta galera, canta di lavoro, sorse lavoro, in sospiro di spera, in sospiro di spera. Unu pallupilicano, meso antico e meso nuovo, bello tunno pare dopo, dura fins a San Marzà, dura fins a San Marzà. Unu pallupilicano, meso antico e meso nuovo, bello tunno pare dopo, dura fins a San Marzà, dura fins a San Marzà. Uno particano mesurai, in sospari, cantan fino cantan fino canta galera, canta di lavoro, sorse lavoro, in sospiro di spera, in sospiro di spera. Unu pallupilicano, meso antico e meso nuovo, bello tunno pare dopo, dura fins a San Marzà, dura fins a San Marzà. Unu pallupilicano, meso antico e meso nuovo, bello tunno pare dopo, dura fins a San Marzà, dura fins a San Marzà. Uno particano mesurai, in sospari, cantan fino cantan fino canta galera, canta di lavoro, sorse lavoro, in sospiro di spera, in sospiro di spera. Unu pallupilicano. Prese molto?
male, non il terremoto di sole. No! Ah, quello Dove questo? Ci siamo! Siamo attraversati. Bene, ho visto gente che ha attraversato. Sì, no. Sì. Che c'entra? No, ho capito. No, se la dobbiamo trovare di la paura lo fai a tua mamma e a tua sorella. Poi ti ha detto che certo. Cosa ne so, io non lo so. Certo, brava. Per favore. Certo, perché è una clinica, E con che senso?
tua nonna. Così è facile anche per sedersi. Guarda, aspetta. Vai a lui questo un po'. La leghiamo della francese. No, vabbè. Aperta. Anche a me. Ringrazio Dio che è andato bene, perché a volte fanno anche delle stupidaggini. Perché aiutava ad alzarti. Fa parte anche del staff. Sì, siamo da tanti. Sì, ma la negligenza è di loro, non è del paziente. Il paziente che ha paura della propria pelle e fa tutto quello che le dicono. Sì, ma ci siamo messi alla mia amica gli ho detto che sta dicendo siamo operata a gennaio, che cosa mi sta facendo, prendono in giro. Come sta il caso? La mia amica di Luciano è stata operata a gennaio, dunque è vero. Sì, è vero, è così. Adesso no, se tu non fai lo stesso, io te lo Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie di essere qui a nome del Comune di Nuoro, bentrovati alla 125esima edizione della Festa del Redentore, una festa importante che mette insieme le diverse espressioni che da tutta l'isola si danno appuntamento nel cuore della Sardegna per portare una storia, per raccontare attraverso l'abbigliamento che indossano, l'esperienza che coltivano, un suono, un canto, una danza, quello che è il prodotto di un lavoro portato avanti nel tempo. Un'occasione per assistere ad una delle grandi feste nel segno della bellezza che in Sardegna si organizzano e che a Nuoro appunto da 125 anni trova la sua collocazione ideale. Era il 29 agosto del 1901 quando si segna l'avvio dei festeggiamenti in onore del Redentore, che nasce in occasione del Giubileo del 1900, quando Papa Leone XIII volle che in 19 località italiane
venisse innalzato un monumento per celebrare Gesù Cristo, tanti quanti erano i secoli che scandivano il tempo dalla nascita di nostro Signore. Una delle feste più grandiose e pittoresche della regione è quella che si svolgeva e ancora oggi si svolge ai piedi del ciclopico altare del Redentore, nel fulgido agosto del Monte Ortobene. Messe celebrate all'aperto, sulla viva roccia, che ricorda le aree bibliche, raccoglievano intorno, sui tappeti di Capelvenere, tra felci e per le vasche aromatici sotto la dolce ombra degli elci una folla di pellegrini, venuti anche dai paesi lontani, con costumi fiammanti e il cuore anch'esso acceso di fede e di passione. È la prosa letteraria di Grazia Deledda che annota tra le parole di un ricordo che riaffora la bellezza di un evento, la bellezza e la forza di una festa. E dopo il successo della giornata di ieri con la sfilata delle maschere tradizionali, oggi è il giorno degli abiti tradizionali che raccontano l'eleganza dei paesi della nostra Sardegna. Una Sardegna che ha sempre qualcosa di merito da offrire, una festa che non è mai la replica delle edizioni precedenti, perché c'è l'entusiasmo che rinnova il contesto, tanti amici, visitatori, turisti, abitanti di quest'isola che si ritrovano per fare da contorno, per essere sostanza di questo evento. Come vedete iniziamo proprio ufficialmente questo nostro racconto che sarà di immagini, di suggestioni, di emozioni e ovviamente sarà un incontro aperto dalle formazioni nuoresi che ci danno il loro benvenuto in questa edizione che si preannuncia, anche vista la giornata meravigliosa, tra le più belle che andremo a mandare in archivio. E come vedete apriamo con il gruppo folk Saludos di Nuoro e quindi con le danze della Sardegna che sono considerate tra le più ricche ed interessanti d'Italia e del bacino del Mediterraneo. E con la polizia locale idealmente estendiamo questa prosa a tutto il comune di Nuoro. La polizia locale apre ufficialmente il percorso delle formazioni, i riflettori accesi sulla città di Nuoro, l'Atene sarda che si racconta attraverso studio, attraverso ricerca, attraverso i balli e attraverso i canti che andranno in scena proprio tra poco qua nel Largo delle Grazie. Marco Corrias all'organetto, Passu Torrao, gruppo folk Saludos di Nuoro.
Saluto che quest'anno onora il decennale di attività, aperto con uno degli aspetti distintivi del folklore sardo, la danza, con origini risalenti al periodo più ancestrale della civiltà isolana. La bellezza della città di Nuoro che sfila qua nel largo delle Grazie e la forza di una formazione. Ma noi viaggiamo ancora una volta sulle ali leggere di questa città che ora si apre con un'altra formazione, con il coro Ortobene di Nuoro, una formazione che nasce all'interno di un percorso che si forma nel 1962. Coro Ortobene si arricchisce attraverso la forza, appunto con la sezione del coro nel 1973, l'antico lavoro, gli antichi canti, un percorso di riproposizione corale di quelle che sono appunto le melodie di una Nuoro che si ritrova attraverso un canto, attraverso un coro. Il Monte Ortobene fa da sfondo a Nuoro col suo scenario ruvido e variato. Questo monte fu tanto caro a Grazia Deledda che lo ricorda così spesso nei suoi romanzi come una creatura viva e prediletta. Il coro Ortobene esegue un ballo pilicano del poeta Franceschino Satta e di Alessandro Catte. Li ascoltiamo diretti da Flavio Cavizzoso. Balluchin si spera, esor sogno purgalano, all'ivito risulano, siri cambia tirite, la siri cambia tirite. De pulmone sul vol, danzonetto su tazzo, de su coro s'accasazzo, desamente su solo, desamente su solo. In su cora fricchinia, canto in pane, in sas perché desarcano, sas color che sinfonia, sas color che sinfonia. Uno ballo pilicano, meso antico e meso nuovo, velluto pare tomo, dura finza giammanza, dura finza giammanza. Uno ballo meso ballo, in sol parai, cantan canta caganera, canta coro, sorse coro, in sol spera, in sol spera. Uno ballo pilicano, meso antico e meso nuovo, bello tondo pare trovo, dura finza giammanza, dura finza giammanza. Una bella luna cara, come chi spera brave, con chi spera brave, con il sole ballo che si impozza, capirà, ballo pilicano, meso antico e meso nuovo, bello tondo pare topo, dura finza giammanza, dura finza giammanza. Canta e balla e canta, come un dico sigherà, mi vendi sere pilican, mi monta il dica zamparanda, conta il dica zamparanda. Uno ballo pilican, mi vendi
ballo picano, uno ballo picano, sono ballo messicano, bello ballo marecano, dura balla sambacano, dura balla sambacano. Oh, bi, oh. Oh, bi, oh. Oh, bi. Un applauso che avvolge il canto del coro Ortobene di Nuoro. Non c'è mai un'età per smettere di amare e un ballo restituisce il senso a una vita. E siamo pronti adesso, dopo l'Associazione Ortobene di Nuoro, ad ospitare un'altra formazione di questa città. L'applauso in questo caso per gli amici del folklore di Nuoro, che ci daranno la possibilità di entrare nel vivo di un canto, il canto a tenore riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quel percorso che vede protagoniste 4 voci che si ritrovano insieme, le poesie più belle che raccontano aspetti sociali attraverso quelle voci che scavano nel passato, che riescono a disegnare una Sardegna fatta dei colori più belli, e quindi ancora una volta avremo la possibilità di ascoltare questo canto. Dal 1969 insieme il tenore Amici del folklore di Nuoro esegue Santa Maria e Mutos. No, Mutos. Fontana comunale, tiga e notta, serve numero e sape e pea. Tascando e bevenia che non avrò che te tiga e notta, se le nuore sape se le nuore sape attivamente tascando beveria che non apro che te dai. Che amore, questa è Gesù Cristo, Redentore. Signore, sincero amore, Cristo, non è versale. Mare, oh divino Redentore, liberano non si male, oh divino Redentore,
un decreto onnipotente de su abuso eterno, desamor, desiferro, si cree un padrone. Liberano non si male, oh divino Redentore, Bustische sensilioso, serpe maregna atrevido, sa prima e va se dovedo, e se vendere prezioso, che su bene prezioso, le mediesita errore, liberano non si male, oh divino Redentore, su pontefice romano, pro divina ispirazione, esortò bene l'espone al popolo cristiano, con serene larga mano, celestiale favore. Liberano non si male, oh divino Redentore, lo suo mondo pace e amore, libertà universale. Liberano non si male, oh divino Redentore, liberano non si male, oh divino Redentore. Associazione Amici del Folklore di Nuoro, procediamo nel racconto di questa mattina davvero ricca di inserti. Per i sardi e in particolare per i nuoresi la sagra è solo un bisogno di radici, scrive Antonio Bassu in un libro che ripercorre la storia del Redentore in occasione del suo centenario. E a proposito di radici, ovviamente qua con noi per dare il saluto della città anche l'associazione Sarbore di Nuoro, che salutiamo con un applauso all'ingresso in piazza, che porterà un ballo accompagnato da Giacomo Gunguri, Passu Torrau. La danza è uno degli aspetti più interessanti del folklore sardo. I sardi, in occasione delle feste principali, quali Natale, Giovedì Santo, e nelle feste patronali e campestri, mangiavano, bevevano e ballavano nelle chiese dell'isola. Era un modo di vivere che seguiva il costume bizantino, destinato a durare a lungo. Si prepara il gruppo Sarbore di Nuoro e poi avremo ancora la testimonianza di alcune associazioni della città e procederemo con le oltre 70 associazioni che porteranno da tutta la Sardegna la bellezza di un racconto. Sarbore.
piccoli e grandi insieme per camminare tra i sentieri della tradizione, in questo caso di Nuoro con il gruppo folk Sargore. La bellezza che ancora una volta racconta anche il futuro delle tradizioni, una formazione che al suo interno coltiva davvero un vivaio di giovani pronti a danzare, a vivere l'eleganza attraverso la passione, attraverso l'amore per il mondo delle tradizioni popolari della nostra Sardegna. Grazie a Deletta, in Canne al vento descrive la statua in bronzo delle Ierace in questo modo, con queste parole: il Redentore sopra la roccia con la grande croce che pare unisca il cielo azzurro alla terra grigia. Il lungo viaggio di espiazione del protagonista del romanzo inizia proprio dal monte Ortobene, quel simbolo di arte e di fede sovrasta e protegge l'abitato e domina su tutto il territorio circostante. Nuoro è la città di Grazia Deletta, ma anche di Salvatore Sebastiano Satta, di Franceschino Satta, è la città dei cori polifonici e dei gruppi di ballo e dei cantatenore, è la città che ogni anno in occasione del Redentore organizza il grande festa, che appunto ritrova la fede e la devozione. Il coro Nugo Ramada è custode di un'ampia raccolta di canti proposti nel rispetto dell'autentico e oggi sono qua anche per portare un messaggio di pace e intonare un'Ave Maria, ovviamente tradizionale nella nostra lingua. Dal 1993 insieme fu Vannetti Ruio a creare un genere musicale nuovo adottando temi melodici, monodici sardi che si contrappongono al modello polifonico classico. Vedete ampia compagine anche per quel che riguarda questa associazione diretta da Gianni Garau. E quando diciamo che c'è la volontà di portare un messaggio di pace accompagnando ovviamente il canto che proporranno con un pensiero da condividere, perché queste occasioni poi sono anche un momento per dire delle cose dal respiro universale. Il coro Nugo Ramada di Nuoro.
coro Nuoro Amada di Nuoro, ovviamente ancora una volta tiene alto il nome di questa città che con i cori ha avuto modo di aprire un discorso ampio fin dalla metà del Novecento, e queste voci, le voci della città, hanno portato canto ovunque, la bellezza delle associazioni, il ritrovarsi insieme ed essere anche veicolo della nostra poesia, della nostra lingua e soprattutto di una condivisione che esprime passione, presenza e che marca ovviamente il sentiero identitario. Ma adesso ci sarà un'ampia formazione di persone che indossano l'abito della città in maniera spontanea, aderendo quindi a questa festa e portando ovviamente il cuore vivo di un luogo che mette insieme tutti coloro che hanno il desiderio di far parte di questa festa. La festa del Redentore è un incontro di armonie musicali che poggiano sull'eleganza dei colori che gli abiti tradizionali di ogni luogo rivelano quando attraverso il passaggio nelle vie della città ostentano identità. Costumi che si muovono vivi, vari e diversi, colorati e impreziositi da gioielli e amuleti, dettagli e sfumature immortalate dei grandi viaggiatori che frequentando l'isola di Sardegna fin dai primi dell'Ottocento ne hanno dipinto lo stupore. Nella città di Nuoro, dei cori, il canto polifonico trova una delle sue anime più vive. Sono tante le associazioni che muovono i percorsi di cultura in città e soprattutto di persone che si ritrovano, come in questo caso, in un gruppo spontaneo che vuole accendere ancora una volta la forza sulla città del Redentore, su quella città che fa grande le nostre tradizioni di Sardegna attraverso quegli abiti che ritrovano il passaggio del tempo come un filo della memoria che viene mantenuto ben saldo e ben vivo. L'abito tradizionale di Nuoro, tante presenze che camminano ovviamente al centro, nel cuore della città. La cronaca del tempo, erano lì sulla cresta in attesa, erano vecchi patriarchi dalla barba bianca e prolissa, vissuti nei piani desolati, nei greppi, dalle ferrigne ombre giganti, spose e madri arrivate lassù, sull'ortobene, in pellegrinaggio lungo e faticoso, dove il principe della pace stenderà il suo impero soave e dove si assillerà la pace santa e regnerà nuovamente la carità. Ecco Nuoro che passa e poi apriremo davvero lo scrigno ai tanti gruppi, alle tante formazioni, alla ricchezza di questi 377 centri qui rappresentati da un terzo di un numero che porta con sé davvero la ricchezza, la varietà di questa Sardegna che in ogni luogo presenta una differenza e quindi l'insieme poi delle unicità a dare la ricchezza a questa terra così magica, volta dal mistero, circondata dai mari e dai venti e sempre ricca di poesia in ogni sua pagina. La 125esima Sagra del Redentore è una fresca a colori in cui le tradizioni di Sardegna, tra costumi, musiche, balli e canti, mettono in luce l'orgoglio e la fierezza di un popolo da sempre fortemente legato alla sua terra. E ora è il momento di un centro della nostra Sardegna davvero suggestivo e caratteristico, il saluto per il gruppo folk Pescile di Arizzo.
Tescile è il nome di un tacco calcareo che fronteggia l'abitato ed è il simbolo di una delle qualità più suggestive del centro Sardegna. Passa Arizzo e gli arizzesi commerciavano il legname di castagno, ciliegio, noce e rovere, ma anche la neve. Gran parte della neve raccolta finiva nelle sagre paesane, dove con l'aggiunta di zucchero e limone si vendeva la famosa carapigna, una sorta di sorbetto tradizionale tipico di Arizzo. Di Arizzo è anche il poeta vernacolare Batis Sudis. E dopo Arizzo la volta di Assemini. Ci trasferiamo quindi finalmente nel sud della Sardegna, andiamo a scoprire un centro che fa della produzione della ceramica la sua forza. Le origini sono molto antiche, sono stati ritrovati dei resti appunto di ceramiche risalenti, pensate, alla fine del V-III secolo a.C. In passato venivano prodotte stoviglie, la produzione artistica riaffiora e proietta la ceramica asseminese a livello di pregio internazionale. Assemini ovviamente rappresenta il Campidano di Cagliari, perché sono rappresentati tutti i territori, le aree geografiche dell'isola, così come la Gallura, e si appresta a guadagnare l'ingresso di fronte alle grazie la formazione Tradizioni Popolari Valle di Olevà. Per chi dentro parliamo di Olbia ed è l'orgoglio dell'appartenenza che unisce gli abitanti di questa piccola comunità nella Valle di Olevà, un tempo territorio del comune di Buttusò, poi passata a partire dal 1958 sotto la giurisdizione di Olbia. Un territorio plurale tra la Gallura e il Logudoro, con parlate diverse e campagne armoniose. Passa di fronte a noi Verchidettu e l'associazione Tradizioni Popolari della Valle di Olevà, che lascerà presto e tra poco spazio a un'altra realtà del margine, con il gruppo folk Ortakis di Bolottana che si appresta a guadagnare l'ingresso di fronte alle grazie. Ma intanto l'applauso è tutto per la Gallura. Il suono dell'organetto che ne scandisce il passaggio, questo strumento che arriva in Sardegna alla fine dell'Ottocento, che si diffonde nell'isola nei primi del Novecento, e la forza dei suonatori di allora a rendere questo strumento parte del folklore della nostra isola di Sardegna. E ora il saluto, così come accennato, per l'associazione culturale folclorica Ortakis Bolottana. Prima notizia storica risale al 1341, contenuti in un documento conservato nella Biblioteca Vaticana. L'antico nome di Bolottana è Golozzana. Il gruppo folk Ortakis di Bolottana esegue una danza su Chimdirinu, che è il ballo antico esclusivo di Bolottana, caratterizzato da 5 passi in 4 tempi musicali. Un ballo allegro, cadenzato ed elegante nella sua semplicità. Quindi assistiamo all'esibizione del gruppo folk Ortakis di Bolottana.
stata l'esibizione del gruppo folklore Tachis di Volotana. Vi ricordiamo che stasera a partire dalle ore 19 ci sarà la rassegna regionale del folklore e Volotana porterà anche il suo canto sul concordo votanese Santu Bachis. Dopo Volotana e quindi il margine ci trasferiamo nell'oceano con gli amici del gruppo folk San Michele Arcangelo di Bono. Sono 9 i centri che formano il Goceano e in Sagostera Bono rappresenta proprio il capoluogo di questa parte della nostra regione. L'alta valle del Tirso, Bono, nel cuore del Goceano, ai piedi del Monte Rasu, sorge a 536 metri sul livello del mare. Bono è stata la patria di Giovanni Maria Angiui, che fu al centro di molti politici antifeudali alla fine del Settecento. Bono propone una danza, Mattia Cossu l'accompagnerà. Ovviamente quando si parla delle danze del Goceano si mette in evidenza anche la vivacità che le caratterizza. Oltre alla forma del copricapo femminile che come vedete richiede una grande cura, una preparazione attenta nelle sue diverse parti che vanno a dare questa forma così particolare nell'insieme. Gruppo folk San Michele Arcangelo di Bono.
dell'oceano, e il comune di Nuoro che veramente apre con questa edizione un percorso. Nel corso della mattinata ascolteremo anche il saluto del sindaco Emiliano Fenu. Intanto si appresta a guadagnare l'ingresso una formazione di Burcei, l'associazione culturale a Passu Antigu, che rappresenta ed è qui per portare la cultura di una piccola gemma incastonata tra il verde delle montagne, situata tra il Sarrabus e il Gerrei, una località che dista 40 km da Cagliari. Il nome deriverebbe da Burrei, branco di buoi, a conferma della tradizione pastorale. Burcei con questa associazione ha voluto rimettere insieme le parti dell'abbigliamento tradizionale e approfondire una ricerca attenta e una cura proprio nel portare avanti un discorso legato alle tradizioni popolari del proprio paese. Una formazione che è stata ufficialmente presentata a febbraio scorso durante un evento intitolato Noi ripartiamo da qui, con uno sguardo rivolto al futuro ma con i piedi ben piantati nella memoria. I giovani di Passu Antigu hanno scelto di percorrere le strade del domani. E una bellissima immagine ora ci dà la possibilità di trasferirci da una parte all'altra della Sardegna, perché ci trasferiamo nell'isola, nella parte centro-settentrionale, precisamente Burgos, paese di circa 820 abitanti nella regione storica del Goceano, e in questo caso l'applauso è per l'associazione culturale Gruppo Foresta Burgos. Un importante compleanno per Foresta Burgos, con il suo castello che impera e troneggia sfidando le leggi inesorabili del tempo, laddove per secoli è stato questo monumento al centro degli eventi politici e sociali della storia della Sardegna. Intanto un ballo spontaneo che poi ovviamente proseguirà lungo il suo percorso. Vicende reali e leggendarie si intrecciano intorno appunto al simbolo del Goceano, il suo castello, costruito tra il 1127 e il 1133 per volere di Gonario, giudice di Torres. La forza di Burgos che avanza a ritmo di ballo e che ci propone in questa sosta una danza accompagnata appunto dal suono dell'organetto. Ritroviamo davvero l'appartenenza legata a questo territorio. E sono entrati a passo di danza, e a passo di danza lasciano questo spazio che raccoglie, che testimonia un punto fermo del nostro viaggio in Sardegna, che a questo punto si trasferisce nella penisola del Sinis con l'associazione culturale e folclorica a Sacrabarissa di Cabras, i giganti di Monte Brama, la corsa degli scalzi, un luogo davvero antico che sorse quando Tarros, capitale del regno di Arborea, fu abbandonata nell'XI secolo in seguito alle incursioni. Importante borgo agricolo e di pescatori che si stende in bella posizione nella pianura posta a sud-est dello stagno omonimo, meta dei fenicotteri rosa durante il periodo delle migrazioni. Da ricordare nelle sue vicinanze la penisola del Sinis con i resti archeologici della famosa città punica di Tarros. I pescatori di Cabra sfilano alcuni a piedi nudi, come potete vedere. L'abito festivo maschile comprende un gonnellino nero. Le launetas, il suono di questo strumento che ci riporta indietro nel tempo, accompagna il passaggio di Cabras, uno strumento formato da 3 canne, animato da un unico fiato e da un unico soffio. Il suonatore non smette mai di dare appunto il respiro, il suo fiato a questo strumento, che non solo intreccia i ritmi di un ballo, ma si ritrova anche nelle melodie che accompagnano le processioni religiose. E dopo Cabras è la volta dell'associazione culturale Quartiere Villanova di Cagliari. Scrive Grazia Deledda nel dicembre 1899:
Sono stata 40 giorni a Cagliari, la luminosa nostra capitale, una graziosa città moresca il cui mare ardente dai tramonti meravigliosi fa sentire la vicina Africa. Ed è a Cagliari che Grazia Deledda conosce il suo futuro marito in casa di Maria Manca, direttrice della Donna Sarda. E questa associazione da sempre produce cultura e per bellezza sfoggia il sapere antico nelle diverse tipologie dell'abito tradizionale, oggetto di un'attentissima ricerca appunto di una storia che riemerge grazie al valore che il gruppo di Cagliari ha voluto restituire alla memoria. Esegue una danza davanti alla Chiesa delle Grazie e assistiamo all'esibizione del gruppo folk Quartiere Villanova di Cagliari. Il ballo confidanese accompagnato da Luca Schirru, l'eleganza e la bellezza di una formazione che produce cultura, che produce bellezza, una cartolina dell'isola di Sardegna che si ritrova attraverso questi abiti tradizionali. Dal sud della Sardegna con Cagliari, davvero con questa associazione che produce forza nel mondo delle tradizioni popolari, lo sguardo lo rivolgiamo anche verso un'altra comunità, perché dal mare ci trasferiamo in alto, in montagna, andiamo
andiamo a scoprire un'altra formazione che ritrova un abito tradizionale di grande bellezza e di grande fascino, e quindi il nostro saluto in questo caso per il gruppo folk Sant'Antonio Abate di Desulo. Desulo nei suoi colori esprime il sentimento di una comunità. Potete ammirare la bellezza per coloro che per la prima volta assistono al passaggio di Desulo, e dell'abito che indossa sicuramente come riempire gli occhi di bellezza. Desulo è tanta storia e memoria, è un racconto a cielo aperto che merita ancora un applauso per tutto ciò che rappresenta e porta in dote. Il viaggio continua perché ci spostiamo da una parte all'altra dell'isola di Sardegna. Ora è il momento dell'Associazione Culturale Tradizioni Popolari di Dolianova, questa forza che si ritrova là attraverso l'abito tradizionale. Durante il Medioevo attorno alla chiesa di San Pantaleo si formò l'omonimo villaggio. L'unione di questo con il vicino Sicci San Biagio ha determinato nel 1905 con regio decreto del 25 giugno l'atto di nascita dell'attuale Dolianova, capoluogo naturale del Parteò. L'antica sede di curatoria ha sempre rivestito grande importanza per l'intera zona. Dolianova, città dell'olio, un territorio che restituisce anche attraverso le sue produzioni ovviamente ricchezza, ed è Dorgali a questo punto a guadagnare il centro e l'attenzione della platea. L'Associazione Culturale Tiscali è presente per rappresentare una comunità capitale del turismo barbaricino. La laboriosità dei suoi abitanti nelle diverse arti si sono sempre espressi, poi l'abito tradizionale, le danze che stasera saluteremo sul palco del Redentore, e soprattutto l'arte orafa, di cui ovviamente loro sono anche portatori, che abili umani e saperi antichi hanno saputo tramandare per dare valore ad una delle comunità più rappresentative della provincia di Nuoro. Ed è la volta di Esterzini, un museo archeologico a cielo aperto nella bardaggia di Seulo, e la tradizione agropastorale di Esterzini è testimoniata dai bellissimi murales dislocati nei vari angoli del paese. Dalla vetta di Monte Santa Vittoria, il punto più alto del territorio di Esterzini, i paesi di notte sembrano tante piccole luci colorate che trapassano il buio delle tenebre. Questa è un po' la descrizione di Ivan Murgana che ha voluto dare di questo luogo particolarmente affascinante e suggestivo. Chiesa di San Michele del XV secolo, dedicata al patrono, ritrova lo stile gotico aragonese, sorge nella periferia nord. La raffinata facciata ospita un portone intarsiato ed è affiancata da un campanile a vela. E poi ancora la chiesa di Sant'Antonio da Padova del XVII secolo, che si trova su un colle all'estremità nord-occidentale del paese. Ma il nostro viaggio ancora una volta ci dà la possibilità davvero di ritrovarci leggeri sulle ali di una Sardegna che si racconta attraverso la sua forza, attraverso le sue associazioni culturali. E quindi ora l'applauso è il momento dell'Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas di Florinas, centro del Logudoro, circa 1500 abitanti. Florinas è musica, danza e passione, oltre che un tesoro archeologico a cielo aperto. Nel 1987 nasce l'Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas, fondata da un gruppo di giovani decisi a recuperare e a tramandare la propria identità. Saranno 40 anni nel 2027, 40 anni di ricerca che affonda la sua attenzione nei diversi aspetti della cultura, soprattutto del Logudoro.
Lorenzo Manconi era uno storico profondo conoscitore di tradizioni popolari di Florinas, e allo storico Florinas dedica anche un festival internazionale. Si apprestano a regalarci un momento di danza, Figulinas.
Fondo Furinesu, grazie all'associazione Figurinas di Florinas, alla splendida voce di Sandro Chessa che ha condotto il ballo. Su ballo tutto Fiorinese, Gian Silvio Pinna, Salvatore Elisai, i canoni del ballo tutto logudorese che si ritrova appunto attraverso la voce, attraverso la fisarmonica e la chitarra aperto dal canto in re, quindi quelle tradizioni di una Sardegna che si racconta anche attraverso la sua musica. E ora è il momento di trasferirci nel paese più alto dell'isola di Sardegna. Il saluto è per l'associazione culturale Tradizioni Popolari Son Rossa e Monte di Fonni. Fonni è un villaggio della Sardegna, il principale delle altre terre delle Barbagie, così come scrive Vittorio Angius, è un respiro che si apre come una gemma nel cuore della montagna. Il suo territorio degrada nelle diverse tonalità di un verde che accompagna tutte le stagioni e luccica d'argento nei picchi che frastagliano le vette più alte dell'isola. Ed è stretto il legame che unisce anche Grazia Deledda a Fonni, con Cenere nel 1904 degli scorci, delle immagini riemergono dalle pagine della grande scrittrice nuorese, quel bizzarro paese adagiato sulla cima di un monte come un avvoltoio in riposo, così come riaffiora anche il pittoresco campanile della Basilica dei Martiri, emergente dal verde delle querce del vecchio cortile del convento che dominava il quadretto del paese disegnato sul cielo di cristallo azzurrino. Ma è la volta di Gairo, quindi dalla Barbagia all'Ogliastra, il paese della terra che scorre. Diverse sono le teorie sull'origine del nome, e il nome di Gairo pare che derivi proprio dalle parole greche ga e roa, ovvero terra che scorre. L'Ogliastra è un paradiso di emozioni che contiene tutte le forme, dal mare alla montagna, con questo anfiteatro che si apre e guarda verso un orizzonte azzurro con le sue 1000 tonalità. E Gairo è uno di questi centri, con Perdaliana, che è il monumento naturale vetta più alta dei Cacchi d'Ogliastra, che è presente nel suo territorio. E dal gruppo Sant'Elena Imperatrice di Gairo passiamo alla formazione che arriva da Gavoi e dedica il suo nome proprio alla Proloco. Negli anni 50 Gavoi aveva già un suo primo gruppo folk, da allora la tradizione si è rinnovata nel tempo, la passione è stata trasmessa di generazione in generazione. Negli anni 70 si costituisce l'associazione turistica Proloco e il gruppo consolida la sua realtà. I suoni sono quelli del sottomarino, del sottopiolo, del sottriangolo e l'organetto. Sono i suoni che scandiscono il tempo anche in occasione del carnevale con Gioia Lardagliola. E questi suoni che accompagnano il passaggio di Gavoi e lo caratterizzano, vediamo anche i volti delle donne. Il Carmelo Floris li ha dipinti, c'è un'opera Donna di Gavoi che restituisce un'espressione intimista di fede nella preghiera, si reca in chiesa e tra le mani stringe un rosario. E poi Chilarza con il Guilcer Reale, il paese dalle case di pietra ferrigna e dagli orti odoranti di menta e limoni. Così è ricordato negli scritti di Antonio Gramsci, che a Chilarza trascorre la sua infanzia e che ama come si amano le cose perdute e ingentilite dalla memoria. Anche questa associazione Unigazza ha portato avanti nel tempo una ricerca non solo per l'abito tradizionale ma anche per le danze, per i suoni della tradizione. Un abbraccio forte lo vogliamo rivolgere a Susi Marras, che di questa associazione è veramente una delle gemme. E poi Guasila, siamo nella Tregenta, Roberto, la piccola capitale del grano duro sardo, che appunto è Forza Guasila, che oggi è presente.
E con Guasila ci ritroviamo dentro i passaggi di fede e tradizione. Uno degli appuntamenti più importanti si ritrova nella Vergine Assunta, la patrona, che si festeggia appunto il 15 di agosto. Il santuario diocesano è intitolato in uno dei luoghi di interesse di Guasila, così come la chiesa di Santa Maria Assunta, monumento progettato dall'architetto cagliaritano Gaetano Cima, eretto tra il 1842 e il 1852. Il ponta neoclassico davvero suggestivo e importante. Sono tanti passaggi di storia che riguardano questo centro della nostra Sardegna, che si racconta attraverso gli abiti tradizionali, anche in questo caso il futuro delle nostre tradizioni, questi giovanissimi che indossano l'abito, che procedono nella sfilata, anche loro con un grande senso di responsabilità. Si parla di cultura, si parla di storia, si parla di musica, e ancora una volta in occasione di questa 125esima edizione della Festa del Redentore la Sardegna mostra i suoi colori più belli. Tantissime associazioni, tantissimi paesi sono rappresentati in questa occasione. In chiusura ci saranno i cavalieri, le amazzoni, i cavalli che arrivano anche da altrettanti centri e racconteranno l'eleganza, la fierezza e la forza appunto del passaggio tra il rapporto tra cavallo e uomo. Ancora Guasila in passaggio davanti alle grazie e lascia lo spazio a un centro del Sulcis Iglesiente di particolare importanza. Parliamo di Iglesias, del gruppo folk che fa capo alla Proloco, una città dal carattere sacro e nobiliare. 95 siti archeologici testimoniano le radici di un territorio abitato fin dall'antichità del pre-uragico. Villa di Chiesa è il nome che le deriva non dal dominio pisano, ma molto più probabilmente da quello bizantino. Come vedete gli abiti tradizionali femminili sono molto pittoreschi ed eleganti, la nostrada con la mantiglia di seta bianco celeste e poi la massaia con la mantelletta di panno e la gonna rossa plissettata, e gli uomini, i Smeuretus, vestono abito in ornace nero con giubbotto per le cerimonie, di panno o velluto azzurro i più abbienti, mentre per quel che riguarda Iglesias è rinomata l'arte orafa. Anche qua di questa arte sono cultori e artigiani appunto da sempre, quindi con Iglesias abbiamo attraversato anche una parte del Sulcis Iglesiente. E noi dal Sulcis ci trasferiamo ancora una volta in Ogliastra, terra di incantevole bellezza, situata lungo il versante orientale della Sardegna, e il Bono che accende ora i riflettori appunto sull'Ogliastra con l'associazione culturale Tradizioni Popolari Amissade di Il Bono. Paese adagiato a 400 metri d'altitudine sulle pendici meridionali del Gennargentu, piccolo gioiello dell'Ogliastra, con poco meno di 2000 abitanti, il Bono è attraversato dalla celebre strada della longevità. Che dalla Rosei a Tortolì e a tutti i centri dell'Ogliastra, Villa Grande, dà proprio il segno di come si vive meglio e più a lungo. Dal 2005 il Bono è città dell'olio e la festa più sentita è quella in cui si onora la Madonna delle Grazie a inizio di luglio. C'è anche una splendida poesia dei Gocios composta da Francesco Lai Pirotti nel 1909. E dall'Ogliastra ci trasferiamo nel Logudoro, l'associazione culturale Ittiri Cannedu, attiva dal 1974. I gioielli, i bottoni, tanto è stato prodotto per offrire un contributo alla ricchezza delle tradizioni popolari, con studi sul ballo, sull'abbigliamento tradizionale, con l'organizzazione di eventi, e poi la bellezza delle danze di Ittiri. E uno dei gioielli di questa comunità è la parrocchiale dedicata a San Pietro, eretta nel 17 secolo, ecco che passano veramente anche in questo caso Ittiri porta al centro del suo racconto tanti componenti, e vedete le diverse tipologie dell'abito tradizionale che vanno ad arricchire il patrimonio. Ed è
Ed è proprio l'abbigliamento tradizionale, in particolare quello femminile, che racconta la stratificazione sociale del paese. Gomme nere e pochi gioielli per le donne delle classi popolari, gomme rosse e monili preziosi per le donne d'élite. Ogni variante, ogni dettaglio parla di una storia personale, di una vita, di un'identità. E di storia e di vita e di identità parla anche la Nusei, si torna in Ogliastra. Dal 1976 il gruppo Folk, Cultura e Folklore vive la sua esperienza nell'ambito delle tradizioni. Un centro che sorge adagiato sul costone a forma di anfiteatro che domina sul mare. Il Monte Selene, sul Monte Armida si trova l'osservatorio astronomico e dal 1927 la Nusei è sede della diocesi vescovile d'Ogliastra. Goffredo Mameli è nato a Genova ma con origini lanuseine, come testimonia una lapide con l'albero genealogico affissa nel municipio di Lanusei. E con Lanusei salutiamo anche una parte d'Ogliastra per tornare in Barbagia, anche perché è la volta di Lula che torna al Redentore, rappresentando questo piccolo e orgoglioso centro pastorale collocato sui crinali del calcareo Montalbo, tra le due cime più alte, Punta Caterina e Punta Turco. Lula è un piccolo e orgoglioso centro pastorale collocato sui crinali del calcareo Monte Albo, così come detto la forza di una comunità che si ritrova di un'associazione che racconta sì l'abito tradizionale ma anche quei passaggi di ballo rimandati dal tempo, orgoglio di una memoria che passa fiera e orgogliosa, che ritrova le radici di un tempo attraverso i vari passaggi appunto di culture. Batisio Baldino che ne traccia un profilo attraverso i suoi versi, attraverso quelle parole che pongono forza e determinazione. Conosco bene Lula, Lugula, paese di gente seria e ospitale. I lulesi sono riservati ed essenziali, si fanno rispettare ma senza essere invadenti. Non possiamo non citare la meta di migliaia di visitatori durante la novena di maggio che unisce Lula e Nuoro, laddove impera il santuario di San Francesco con le caratteristiche congressias, celebrato da Grazia Deledda nel romanzo Elias Portulu per l'intensa devozione e le antiche tradizioni. Lula e Macomer, siamo sempre nella provincia di Nuoro, in questo caso il capoluogo del Marghine, al centro del nostro incontro, un centro ricco di storia, un territorio caratterizzato da una grande varietà di paesaggi dove tra i monumenti più apprezzati dell'epoca nuragica sorge il nuraghe Santa Barbara. Nel Medioevo Macomer fu capoluogo della curatoria del Marghine nel regno del Logudoro, in cui parte del giudicato di Arborea fino alla dominazione aragonese, ma è nell'Ottocento che la città vive un'intensa trasformazione. Con l'editto delle chiudende i terreni comuni vengono recintati e privatizzati, generando profonde tensioni sociali. Anche questa formazione raccoglie i passaggi di un tempo che attraverso il sorriso e la gioia che si esprime negli occhi di chi lo indossa ritrova davvero la forza di un tempo passato, una forza che ci dà la possibilità ancora una volta di ritrovarci dal territorio del Marghine al cuore della Barbagia, perché è la volta di Mamogliada. Roccaforte delle tradizioni popolari, conserva molte delle sue antiche usanze, tra cui il carnevale animato dal passaggio dei mamutones e degli socadores, simbolo del popolo sardo. Mamogliada si racconta sia stata fondata nell'attuale rione di San Giuseppe. E le donne di Mamogliada, scrive il Wagner nel 1907, sono famose per la loro bellezza di impronta orientale, ma il Casalis nel suo dizionario specifica che i mamogliadini sono gente laboriosa e religiosa. Come vedete l'abbigliamento tradizionale rispecchia la divisione in classi sociali della comunità locale, così come avveniva un tempo. Nobiles o cavalleris, vassallos, eremitanos, damas e vassallas. La differenziazione è sopravvissuta sino agli anni 50 e 60.
una donna al timone di un suono, così come accadrà stasera con Alice Ladu che porterà l'accompagnamento per la danza di Mamoriada sul palco per la festa del Redentore. Mamoriada che si esprime non solo attraverso il suono dell'organetto ma anche attraverso la forza del canto a tenore. Ieri in occasione della sfilata delle maschere tradizionali di Mamutones e di Zoccadores hanno ancora una volta delineato quel percorso che ha acceso i riti, i miti di una tradizione che ci porta appunto nel periodo del carnevale in Sardegna. Andiamo nel Basso Sulcis con Narcao e il gruppo folk Ismeuredus. I monaci benedettivi furono i primi a occupare le fertili campagne di Narcao attorno all'anno 1000 e a loro si deve il campanile della parrocchiale di San Nicolò patrono, celebrato a metà agosto. Da non perdere la grotta di Subaculi, dove si possono ammirare stalattiti e colate davvero suggestive, ed è un paesaggio, quello di Narcao, disseminato di resti di strutture abitative preistoriche, dolmen, menhir, nonché pezzi di ossidiana che riemersi ci danno proprio il senso di un passato lontano. Ma andiamo nel centro del Sarcidano con il gruppo folk Valenza di Nuragus. Un altro centro che si racconta attraverso le sue emergenze archeologiche, attraverso il gruppo folk Valenza che dà la forza a un intero territorio. Una chiesa romana sta nell'omonima località, è nato nella seconda metà degli anni 90, sono gli abiti che sfoggiano in questa occasione a dettare il percorso di Nuragus. Stasera Nuragus porterà la sua danza, quindi avremo modo di vedere questi abiti che si muovono al ritmo di un suono particolarmente accentuato, perché hanno scelto di portare questa danza nel cuore del nostro racconto, che vedrà anche l'esibizione dei cori di Nuoro, del canto a tenore proveniente dai diversi centri della Sardegna, ovviamente oltre 30 espressioni che ci regaleranno uno spaccato della loro arte di Sardegna. E dal Sarcidano alla Gallura con il gruppo folk olbiese che guadagna l'ingresso, una città che vive a ridosso del suo mare. E questo è ciò che appare da qualsiasi direzione vi si giunga, perché la storia di Olbia è davvero il frutto di incroci di popoli e di culture. L'origine fenicia, il vocabolo Olbia significherebbe felice. La città è da sempre porta d'accesso alla Sardegna, motore economico della Gallura, ma Olbia è molto più di una crocevia, è storia viva che affiora in ogni angolo del suo territorio, mare cristallino, spiritualità antica e sapori autentici. Questa formazione che racconta anche attraverso il ballo la forza di un territorio. Quando si parla della Gallura si parla dello Scottis, il ballo degli Stazi, che ancora una volta si ritrova all'interno di un tessuto sociale. Questa è un'associazione che nasce nel 1978, che cerca di trasferire quella passione e quell'amore anche verso i giovani, che anche nella giornata di oggi indossano l'abito tradizionale, sfilando per le vie di Nuoro e raccontando la forza di una città, appunto quella della Gallura, la città di Olbia. Lo fecero per la prima volta in occasione di San Simplicio, che segna il legame indissolubile con Olbia e la Gallura. Il gruppo folk di Oliena al centro del nostro passaggio, terra ospitale di pastori e tessitrici, ricca d'olio, di miele, di vino. La gente di Oliena difende con misura il suo rapporto con le tradizioni, e così la descrive il 18enne Gabriele D'Annunzio quando vi soggiorna nel 1881. Ma anche un nuorese, Salvatore Satta, nel giorno del giudizio chiamava Oliena il paese incantato sotto il massiccio del Monte Corrasi. È uno sfoggio di bellezza l'abito tradizionale di Oliena, particolare attenzione agli scialli ricamati delle donne con il loro volto incorniciato dall'arte e dai saperi delle ricamatrici, che da sempre allietano appunto con grazia disegni e fantasia.
E guardate la chiusura del passaggio con queste donne schierate nella loro fierezza e nel loro sentimento d'appartenenza. Un antico e suggestivo borgo, centro della Sardegna, di Olollai, è Olzai, che adesso sta per arrivare, un centro noto per l'artigianato dei canestri, e quindi con Olzai ovviamente saluteremo un altro centro dell'Ogliastra. Come potete immaginare il percorso è lungo, ci sono diverse soste che allietano i presenti dislocati nel percorso, ma Olzai a questo punto guadagna l'attenzione di questo spazio dove la Chiesa delle Grazie ci protegge. Sul monte Gulana ci sono le rovine di un antico castello medievale, San Giovanni Battista è il patrono di Olzai, e le ragazze sono vestite a blusa e veste, un abito tradizionale di Olzai ancora indossato dalle donne anziane, utilizzato anche da Sosin Quintos il giorno di mercoledì delle ceneri, appendice aggiunta al carnevale, ma per l'occasione ovviamente le donne di Olzai indossano anche gli altri abiti dell'appartenenza, quelli in cui si faceva svolgere le occasioni importanti, il matrimonio, le cerimonie, i momenti che scandivano ovviamente la vita della comunità. Ancora Olzai particolarmente presente a questa edizione dopo anni di assenza, un felice ritorno. Nel cuore della Sardegna, in Barbagia, si trova Orani, patria d'artisti, artigiani e intellettuali. Questo centro di circa 2600 abitanti ha dato i natali ad artisti di fama internazionale del XX secolo, come Nivola, Di Vitala, e contemporanei, come lo scrittore Salvatore Niffoi e lo stilista compianto Paolo Modolo. Il paese sorge a 500 metri d'altitudine, immerso tra colline verdi a circa 20 km da Nuoro. Orani è un centro dalla forte identità culturale, capace di coniugare antiche tradizioni artigianali, arte contemporanea e profonda spiritualità. A Costantino Nivola, scultore e pittore di fama internazionale, è dedicato il Museo Nivola, inaugurato nel 1995 su una scenografica collina. Al suo interno sono custodite oltre 200 opere che raccontano l'evoluzione stilistica e poetica di uno dei maggiori artisti sardi di sempre. Ed ecco che avanza Orani, anticipato nel racconto. Grazia Deledda descrive nel romanzo La Via del Male la festa di Gonare e il santuario di Nostra Signora, meta di pellegrinaggio in occasione della festa dell'8 settembre che unisce le due comunità di Sarule e Orani. Scrive la Deledda: sotto capanne di frasche i negozianti esponevano le loro stoffe d'occasione, lo scarlatto sanguinava al sole, i brocati scintillavano e tutta una flora inverosimile sbocciava sui fazzoletti e gli scialli paesani. Orani davvero è bellezza e forza, è il numero delle sue tante chiese, è una storia che vive tra le mura del suo abitato. E dalla Barbagia passiamo di nuovo nel cuore dell'isola, ma per rappresentare un altro capoluogo di Sardegna che ci porta anche l'eco di una delle feste più importanti, degli eventi più importanti, la Sartiglia, che è un rito secolare, una corsa a cavallo che ricorda le antiche giostre equestri, e quindi con la Sartiglia salutiamo la città di Oristano. L'applauso per il gruppo folk Città di Oristano, 1961, fondato da Enrico Fiori. Nata come provincia nel 1974, la città sorge a sud del fiume Tirso, in pianura, verso il mare del Golfo di Oristano. È circondata da fertili campi e rigogliose colture. Questa città, di origine romana, essendo l'erede di Tarros medievale, è oggi un florido centro agricolo, mercantile ed industriale. La corsa alla stella, la Sartiglia a cui abbiamo fatto riferimento, è l'obiettivo da centrare, sospesa in alto sul terreno di gara per i cavalieri che si lanciano con i cavalli in corsa. La tradizione vuole che più stelle saranno centrate e più abbondante sarà il raccolto.
e il gruppo di Oristano esordisce in occasione di una festa di Sant'Efisio appunto nel 1961. E ovviamente quando parliamo di Oristano parliamo anche di quei suoni dei tamburini e dei trombettieri che scandiscono i riti e i ritmi della Sattiglia. Ma credo che a questo punto dalla provincia di Oristano ci possiamo spostare in Baronia, e la Baronia è un suono che stasera apprezzeremo, è un ballo che stasera avremo modo di raccontare da vicino. Stiamo parlando di Orosei, che è presente con il gruppo folk Santu Yaku, e il golfo di Orosei è una delle zone costiere più selvagge e affascinanti. A Pasqua si rinnovano i riti della Settimana Santa con i canti delle confraternite. Anche in questo caso, siccome siamo a Nuoro, ci piace ricordare una delle donne che ha portato alto il nome di Nuoro e della Sardegna nel mondo, quando Grazia Deledda in Cani al Vento fa memoria di quel ballo di sole donne durante la festa del rimedio a Orosei. E a Orosei il mare, il vero protagonista, sempre diverso, sorprende con i suoi colori cangianti, la trasparenza dell'acqua, gli scogli di granito rosa e basalto incorniciati da pinete e profumata macchia mediterranea. Una formazione questa che nasce nel 2010 per iniziativa di un gruppo di giovani che vogliono portare nelle sagre dell'isola e nei festival nazionali e internazionali le tradizioni popolari e folcloriche appunto di Orosei, questo centro che si racconta attraverso la sua forza, attraverso la sua bellezza, attraverso il suo suono. E la volta di Orotelli, sono diverse le etimologie sull'origine del nome. In fenicio significa sito protetto, riservato, dal greco significherebbe monte, altura, posto in altura, mentre invece per il latino, e quindi sempre un'altra attendibile teoria, Auritellus, terra d'oro, modificatosi poi in Oritellus, Oritelli e Orotelli. È un centro caratteristico dell'isola disposto al margine di un vasto altopiano granitico, e lì appunto la serra di Orotelli ha modo di portare al centro non solo l'abito tradizionale ma anche la memoria delle maschere, dei turpos, con il suo carnevale che a Orotelli sta a significare uno dei momenti più importanti della comunità. La patria di Salvatore Camposo, il cantore solitario, autore di Miele Amaro. Ancora una volta il nostro viaggio continua, perché da Orotelli ci trasferiamo a Orune, questo caratteristico centro della provincia di Nuoro. Sorge a 800 metri di altezza e domina la vallata di Marreri. Anche in questo caso, grazie a Deledda, ne ha tracciato la bellezza di un territorio, di un paese, ne ha tracciato la forza di quelle tradizioni mandate a memoria. E anche in questo centro, attraverso questa associazione, raccontiamo la bellezza di un paese che attraverso gli abiti tradizionali e il ballo pone un punto fermo sulla sua storia. E non solo per il ballo ma anche per il canto. Su Tempiesu, splendido tempio a Pozzo, unico nel suo genere, mostra bellezza a pochi passi dalla nuraghe di Santa Lulla, e lì è stato rinvenuto un bronzetto raffigurante un cantore, e testimonianze fanno risalire la pratica del canto a tenore fino all'VIII secolo a.C. e il bronzetto di Santa Lulla e Giovanni Liliu assecondano questa ipotesi. Ovviamente Orune è presente in colombi e sparvieri, ma è anche la volta di salutare il gruppo folk Nostra Signora di Castro, che arriva da Oschiri. E in questo caso ci troviamo tra il Logudore e la Gallura. Ai piedi del maestoso Monte Limbara, affacciato sul fiume Coghina, si sorge Oschiri, un borgo ricco di storia, natura e tradizioni senza tempo. Intorno al paese si estendono vallate verdi di leci e sugherette. Fuori dal paese si svela uno dei gioielli di Oschiri, Nostra Signora di Castro, ex cattedrale romanica intrachiterosa, circondata da mura, con bestias e resti dall'antico villaggio appunto di Castra. Restiamo sicuramente nel nord della nostra amatissima regione, anche perché dopo Oschiri è la volta di un centro che sorge su una delle tre colline del Tuffudesu,
E Tufudeso è anche il nome dell'associazione che ospitiamo, che arriva da Osilo, e nella parte più alta del paese svetta dal 1200 il castello fortezza dei Malaspina, e dalle sue torri si mirano panorami incantevoli. Alla sobrietà dell'abito maschile di Osilo, bianco e nero, fa riscontro lo splendido abito nuziale femminile. Guardate questa apertura con le donne che indossano saccapitta, il copricapo a forma di mantellina che incornicia il busto e la testa, formando una sorta di nicchia che mette in evidenza e protegge nel contempo il volto di chi lo indossa, e sotto il volto è corniciato anche da un velo di tulle. Vedete la bellezza di Osilo, l'abito è stato indossato anche da una delle regine che in occasione di edizioni storiche della cavalcata sarda ha visitato la città di Sassari, facendo onore appunto all'isola, in qualche modo entrando nel tessuto identitario proprio con gli abiti di Osilo in alcuni casi, in altri di Sennori, e una circostanza anche di Nuoro. E intanto vedete una sosta di Osilo che ci permette di ammirare da vicino quanto portato in scena, e stasera ovviamente assisteremo anche a Saggesa, che è uno dei balli caratteristici di questa comunità. I cavalli per gli osilesi sono parte essenziale della cultura. Da maggio fino a settembre non c'è giornata in cui non si vede un cavaliere passeggiare con il suo destriero nelle vie in selciato del centro storico. Il cavallo Osilo non è solo tradizione e folklore, ma soprattutto allevamento in funzione dello sport. E noi in questo passaggio abbiamo ancora una volta il piacere, la possibilità di ammirare le donne che ritrovano appunto attraverso l'abito tradizionale saccapitta, quel copricapo di cui è stata data la descrizione. In chiusura queste tre donne che indossano l'abito nero e possono portare avanti un altro passaggio del tempo. Noi ci trasferiamo ancora una volta nel cuore della Barbagia. L'applauso per l'associazione culturale Sozio del Ballo Arofole. Tremonti della Barbagia di Olollai, su un'area abitata fin dall'antichità pirenota, sorge volta. Sono numerose le testimonianze archeologiche, i menhir, le tombe dei giganti, le domus de Janas, terra di centenari, il paese che ritrova la forza attraverso il suo carnevale, attraverso le associazioni che muovono passaggi di cultura. Un carnevale trasgressivo, quello del mercoledì delle ceneri, con la figura di Don Conte al centro del racconto, però in una manifestazione come quella del Redentore ci piace ricordare Piero Mattu, che è stato a capo per tanti anni, una figura emblematica delle tradizioni popolari della Sardegna, ma anche Peppe Cuga, che in questo passaggio tante volte ha portato le sue bidulas, altrove chiamate launeddas, uno tra i pochi della provincia di Nuoro che veramente ha saputo produrre un'eredità importante. Era il momento del gruppo Forza Antelia, Pedra Bianca, e quindi parliamo di Padru, la forza di un paese che ritrova in questa associazione il suo motore di ricerca, quella voce degli anziani che è stata ascoltata per poi tramandare il filo della memoria in questa parte della Sardegna, appunto con un'associazione che fa parlare di sé. E noi da Padru ancora una volta ci spostiamo in un'altra parte della Sardegna e andiamo a scoprire la bellezza di Pauli Latino con il gruppo folk di tradizioni popolari Guilcer Real. Il gruppo folk di Pauli Latino ci regalerà una danza tra poco. Ricordiamo che nel suo territorio, che è ricco di storia, c'è anche il villaggio nuragico di Santa Cristina, dove grazie ad un'operazione di scavo e restauro nel 1967 riemerge il pozzo sacro nuragico, un complesso veramente da visitare, unico nel suo genere. E assistiamo all'esibizione del gruppo folk tradizioni popolari Guilcer Reale di Pauli Latino.
suo ballo, la sua storia. Come sempre vedete in pochi secondi la formazione si ricompone e prosegue lungo il corso di Nuoro, ed è la volta di Ploaghe invece che avanza. Poche sere fa siamo stati ospiti di questo centro, abbiamo avuto modo di ammirare ancora una volta il complesso religioso che sorge al centro di Ploaghe, che come Sassari e Nulvi rinnova ogni anno l'appuntamento con la secolare discesa dei candelieri. I rappresentanti dei due gremi, massai e pastori, si incontrano nelle prime ore del mattino in piazza San Pietro per condurre i due candelieri fuori dalla chiesa di Santa Croce, luogo in cui sono custoditi tutto l'anno e addobbati il giorno prima della Essida. Anche Ploaghe ci regala una danza accompagnata da Francesco Deiana ed è un ballo ispirato a un suonatore, Tirigheddu Pintu, che lo ha generato, il gruppo folk Salvatore Manca di Ploaghe. Ploaghe che porta via anche il ricordo di questo applauso e di un'edizione, la 125esima, che li ha visti protagonisti nel cuore di un'isola, una manifestazione a cui le formazioni della nostra Sardegna ambiscono, perché è l'occasione di un confronto, di un incontro, soprattutto che mette insieme le esperienze, che regala il grande spettacolo della bellezza che quest'isola porge in tutte le sue forme. E mentre passa Ploaghe il viaggio continua e ci trasferiamo a Pula. E nascere a Pula mentre passa ancora ovviamente Ploaghe, stiamo già proiettando nella successiva appunto associazione Pula con San Giovanni Battista, che tra poco passerà di fronte alle telecamere. Infatti in questo momento sta guadagnando l'ingresso in piazza, e nascere a Pula nel suo territorio significa crescere con la devozione per Efisio, il santo che a Nora ha posato il suo primo sguardo e che nello stesso luogo ha consumato i suoi ultimi istanti di vita. E Sant'Efisio dalle parti di Pula non è solo una ricorrenza a cui si guarda con attesa e coinvolgimento, è quasi una necessità, uno stato dell'anima, una figura di riferimento, un rifugio, un abbraccio a cui ci si affida. E la chiesa di San Giovanni Battista è in piazza Giovanni XXIII, è custode ovviamente della sua storia e del luogo in cui la comunità si ritrova nelle occasioni importanti. Come vedete
c'è anche tra le braccia di una donna una piccola creatura nata da pochi mesi che fa il suo debutto, ovviamente da Pula siamo passati già a quarto e a questa piccola creatura noi auguriamo la migliore delle vite. Quarto è la terza città della Sardegna, al quarto miglio della strada che collegava Cagliari e Palau, e fino a qualche anno fa era ancora presente la pietra miliare di epoca romana denominata Saperdamulla dagli abitanti. Il nostro viaggio prosegue, anche perché da Quartu ci trasferiamo ora a Samassi con l'associazione culturale Gruppo Folk Supportavi. Samassi, questo centro del Campidano che ritrova attraverso l'accompagnamento delle Launedas il suo passaggio, l'incenere, paese attestato attraverso il nome già dal 119, quindi una storia che attraversa il periodo e soprattutto la forza di un paese che si ritrova attraverso anche in questo caso le sue associazioni. Il Mattino Illustrato, un settimanale pubblicato a Napoli nel 1936, ritrae in copertina la principessa Mafalda, secondogenita di re Vittorio Emanuele III, mentre trascorre alcuni giorni d'estate in Sardegna, e la principessa indossa proprio l'abito di Samugheo che vediamo ora qua in scena nel Largo delle Grazie. Quindi l'applauso per Samugheo, con l'associazione turistica Proloco, questo centro che si racconta attraverso mani esperte che vanno a produrre pezzi di artigianato davvero importanti. Quando si parla di Samugheo si parla di un ballo tradizionale che è Sorrosciada. Il carnevale samughese ritrova forza e entusiasmo attraverso i miti e i riti, le abili mani sui telai secolari che si muovono e producono davvero prodotti di eccellenza. E a proposito di abili mani su telai secolari, non da meno Sarule, che nella produzione artigianale dei tappeti regna con Saburra, che è il nome arcaico del tipico tappeto, uno dei manufatti che caratterizzano la storia artigianale di questo centro della provincia di Nuoro, che conserva valori e tradizioni. Sarule è un centro della Barbagia di Nollai, rinomato appunto per le storie che accompagna, e la chiesa del Rosario, Santa Croce, la chiesa di Nostra Signora di Gonare, già citata, è festeggiata l'8 settembre, incoronata regina della Barbagia nel 1972, propone ovviamente un'occasione per essere presenti, e l'organetto di Peppino Bandi, che in questo momento è al centro del passaggio, porta anche la fierezza di un neopapà che con la sua Matilde ha disegnato sicuramente il suo concerto migliore. Ancora il passaggio di Sarule al centro della scena, e tra poco ovviamente ci trasferiremo di nuovo nella provincia di Sassari, perché il nostro viaggio di alternanze, laddove questa terra offre appunto il privilegio di una visione ampia e variegata, ed ecco appunto il gruppo folk Città di Sassari. L'organetto che suonava e ritrova il principe dell'organetto Peppino Guante ci dà la possibilità di spostarci in un altro centro della nostra isola, e quindi Sassari, un paese che parla di tradizioni, di cultura, il centro di cultura sassarese, gruppo folk Città di Sassari. La cavalcata sarda è la grande festa della bellezza, loro sono tra i protagonisti di quel percorso che ci dà la possibilità di ritrovare attraverso la grande festa appunto passaggi di storia. E poi i candelieri, il 14 agosto Sassari apre le sue strade ai colori e alle musiche dessa festa manna, i gremi delle città, il trasporto dei candelieri per le vie di Sassari e quella forza che ritrova davvero tanta fede ma soprattutto tanta tradizione. L'associazione culturale Fedora Puzzu di Selargius
Selargius deve il suo nome ad un grande deposito di prodotti agricoli che i romani chiamarono cellarium. Il primo nucleo urbano sorge intorno alla chiesa medievale di San Giuliano e l'associazione culturale Fedora Puzzu, fondata nel 2008, nasce con l'impegno di riscoprire le tradizioni più autentiche e più vere della comunità selargina e del Campidano di Cagliari. Studio e ricerca che hanno riguardato il vestiario tradizionale, come lo vedete è uno dei più belli dell'isola, ma anche il ballo e il canto, e stasera il gruppo di Selargius Fedora Puzzu è tra le formazioni che andranno ad aprire il nostro incontro, che vi ricordiamo sarà puntualissimo nell'orario di inizio alle ore 19. Dal Campidano alla Romangia, quindi dal sud dell'isola all'estremo nord, con le pezzose sennoresi, così le chiamava un grande Enrico Costa nel suo libro dedicato ai costumi sardi, quando le descrive da tutti ammirate per la sfarzosa ricchezza dei giubboncini tempestati d'oro e per la candida e caratteristica acconciatura della testa. Parliamo di Sennori, parliamo della Romangia e parliamo di un'edizione storica della cavalcata sarda del 1899, quando la regina Margherita di Savoia si fa fotografare con il costume di Sennori, aprendo una tradizione che verrà rispettata in seguito anche dalle principesse di casa Savoia, che indossano da quel momento l'abito tradizionale sardo. Continua il viaggio, quindi con Sennori ci ritrasferiamo poi di nuovo all'isola. La successione, come vedete, degli eventi ci porta veramente su e giù per la nostra regione, ed è la volta di Settimo San Pietro con il gruppo folk San Giovanni Battista. Ed è ovviamente questa presenza preceduta dall'esibizione del ballo di Sennori, che propone una sua danza di fronte alla chiesa delle Grazie. Gruppo folk Città di Sennori.
Segnoli ha regalato la sua danza molto apprezzata e applaudita dai presenti, e come abbiamo anticipato a seguire il gruppo folk San Giovanni Battista di Settimo San Pietro. Interessanti siti archeologici e luoghi di cultura adornano il territorio di Settimo San Pietro. Dove sorge l'abitato si trovava una mansia romana, stazione di posta sulla strada da Caralis all'attuale Parteolla. La Domus Deiana Saguaes Dollus segna le tracce umane più antiche del territorio risalenti al Neolitico, e la chiesa di San Giovanni Battista, alla quale questa formazione dà il nome, ha un ampio sagrato ed è uno dei più antichi edifici catalani dell'isola. Può vantare il campanile più alto del Campidano, eretto nel 1627. Il viaggio prosegue con il passaggio di Settimo San Pietro. Questa associazione dedita ovviamente alla valorizzazione e alla divulgazione del proprio patrimonio. E vedete l'ingresso di Siniscola, torniamo in baronia con il capoluogo di questo territorio ai piedi del Montalbo. Molto applaudita Siniscola anche per il saluto in apertura del suo capogruppo, il capogruppo del gruppo folk Cucur e Gianas. Capoluogo dell'Alta Baronia, ai piedi del Monte Albo, è una porta tra le zone costiere a sud di Olbia e le aree interne della Barbagia, località turistica che si affaccia sulle spiagge e sulle scogliere della costa orientale sarda. E noi da Siniscola, dalla Baronia, ci trasferiamo nel centro del Mandrolisai, andiamo a Sorgono, e l'applauso in questo caso è per l'associazione culturale Gruppo Folk Sorgono. Ecco Sorgono, graziosamente annidata tra i pendii boscosi di rimpetto, oh magica piccola città, termine e gaglio di tutte le strade dell'interno dell'isola, graziosa Sorgono. E questa è la definizione con cui Lorenz descrive la piccola capitale del Mandrolisai al suo arrivo in una giornata invernale del 1921, descritta nel libro Mare in Sardegna. Centro operoso e centro di servizi nel territorio ritrova in questa associazione un punto di forza, quella ricerca, quella storia, quel legame stretto al passato. Ritrova anche i volti di giovani che ovviamente portano avanti il percorso di questa associazione che promuove cultura non solo nel proprio paese ma in tutto il territorio. Sorgono sosta per far ammirare la bellezza dell'abito che indossa. E qui ha sede la cantina sociale dove confluiscono le uve del Mandrolisai, dalle quali viene prodotto l'omonimo vino, e il suo territorio è composto per il 60% da boschi e sorgenti, ma anche da nuraghi, Domus Deiana e Menhir. Tanta storia ovviamente quella che attraversa l'abitato di Sorgono. E ricordiamo anche il santuario di San Mauro, ed è la volta di Silanus che guadagna l'ingresso, centro del Margine, edificato a mezza collina, dove ora vive il paese, già vi abitavano i prenuragici. La chiesa di Santa Sabina è affiancata dal nuragio omonimo, e il gruppo nasce nel 1975. C'è sballotti un annetto che stasera applaudiremo, che ha tratteggiato in maniera originale l'entusiasmo del suonatore attraverso il suono che ha prodotto con l'organetto quando allietava le feste del territorio. L'associazione ha fatto memoria, ma ha deciso anche di intitolare il suo progetto a Gianfranco Scalas, recentemente scomparso, che tanto ha contribuito alla storia della cultura popolare in Sardegna. Tradizionalmente considerata il capoluogo storico della Gallura, Tempio è la cittadina che custodisce il più antico e autentico spirito della società e della storia gallurese. Adagiata su un altopiano puppeggiato di vigneti e sigarette, con il sfondo maestoso del Monte Limbara, Tempio conserva un centro storico di notevole fascino, fatto di case, chiese e palazzetti in granito grigio. E quindi l'applauso per l'Accademia Tradizioni Popolari Città di Tempio.
il luogo che ha dato i Natali anche a Gabino Gabriel, che ospita il duo Pugioni, tante espressioni, ed è Teulada a questo punto al centro, e anche qui credo che l'attenzione di tutti si possa soffermare per le caratteristiche che appunto delineano Teulada, il suo abito tradizionale. Siamo nella parte più meridionale dell'isola e a Teulada le donne sono bellissime e selvatiche e voltano la schiena con un rapido giro che fa oscillare le lunghe sottane. Carlo Levi, che descrive le donne di Teulada nel suo racconto, nel suo volume che intreccia le tappe di cui fu protagonista, ed è appunto, quando parliamo delle particolarità di Teulada, soprattutto il copricapo maschile che non passa inosservato e tra i più riconoscibili. Per questo particolare il cappello ha larghe falde di feltro grigio che portano sul capo, e quindi da Teulada passiamo a Chiesi con il gruppo folk che fa capo all'associazione turistica Proloco. E quindi siamo nel cuore del Meilogu, nella Sardegna nord-occidentale. Chiesi è un centro agropastorale di circa 2700 abitanti a soli 40 km da Sassari. Il paese si è sviluppato attorno a due poli religiosi, la chiesa di Sant'Antonio da una parte e la parrocchiale di Santa Vittoria dall'altra. Aligi Sassu, tra i grandi protagonisti dell'arte italiana del Novecento, ebbe un legame profondo con Chiesi, il paese d'origine del padre, e anche in questa occasione Chiesi ci restituisce diverse fogge dell'abito tradizionale femminile e anche maschile, dove si ritrovano i vari ceti, si ritrovano le varie classi sociali, ma si ritrova davvero il lavoro di ricerca che anche questa associazione ha portato avanti. E oggi qua a Nuoro, in occasione di questa 125esima festa in onore del Redentore, è davvero la forza delle nostre tradizioni a far da apripista a quello che è il percorso legato all'eccellenza e alla bellezza. Presente con diversi centri oggi l'Ogliastra alla 125esima edizione del Redentore. Con Tortolì di fatto apriamo la porta d'accesso, quella che arriva dal mare, con tutta la forza di una storia multiforme e sorprendente, proprio come il territorio d'Ogliastra, con le rocce rosse della frazione di Arbatax, che sono un esempio spettacolare che affiora da queste acque verdi smeraldo. Sono di fatto un monumento naturale di rara bellezza. Il gruppo folk Sant'Andrea di Tortolì è presente, e con l'Ogliastra è presente anche il Logudoro, con il gruppo folk Santa Rughe di Uri, tra Sassari e Alghero, questo centro del Basso Meilogu. A maggio si festeggia la Madonna di Pauris, ricche le colture ortofrutticole, la produzione di vino, di olio d'oliva fiorente, la produzione dei carciofi ai quali è dedicata un'intera sagra. E Santa Rughe di Uri è un'associazione che lavora tanto, garantendo il rispetto per le tradizioni a cui porge la sua attenzione. Stiamo arrivando velocissimamente alla conclusione di quello che è il passaggio degli abiti tradizionali, delle associazioni che li indossano, delle storie che rappresentano. Poi sarà la volta del passaggio dei cavalli con i cavalieri e la Mazzoli, e ascolteremo i saluti istituzionali del Comune di Nuoro con il sindaco e l'assessora e della Presidente della Regione Alessandra Tonde, che è nostra ospite in questa mattina così particolare per Nuoro e così motivo di festa per l'intera Sardegna. Quindi dopo Uri sarà la volta di Villa Urbana, ma avremo da recuperare nel nostro viaggio in ordine alfabetico Bitti e Alghero, che non essendo pronti alla partenza passano per ultimi, così come abbiamo voluto deciso che fosse, perché questo spiega poi il posticipo di alcune formazioni rispetto alle altre che hanno garantito la loro puntualità. Intanto l'applauso è per Villa Urbana, Associazione culturale di tradizioni popolari Pidograna,
e al 1228 risale la prima menzione storica del paese. Il giudice di Arborea, Pietro Di Basso, dona la chiesa di San Martino di Oristano, di proprietà del territorio di Villa Albana, Monte Antico di Villa Urbana. A questa associazione il piacere di aver portato alla luce in questo anno un volume, un libro davvero prezioso intitolato Sabito Branesa, dove questi ragazzi hanno ascoltato la memoria storica del paese, hanno recuperato gli abiti di antica Foggia, li hanno immortalati attraverso le fotografie più belle, e questo volume racconta davvero un percorso che mostra e mette in evidenza la cultura di questo centro dell'isola, famoso per il buon pane fatto in casa. Ci celebra anche una sagra e sono davvero tanti passaggi che proprio questa associazione ha la possibilità di organizzare attraverso i corsi che riguardano proprio l'insegnamento del ballo sardo, ma soprattutto la passione che viene poi collegata attraverso i giovani. E noi da Villa Urbana ci trasferiamo nel nord dell'isola di Sardegna, in un centro suggestivo che si apre e guarda al mare. Parliamo di Alghero, che torna dopo 15 anni ad essere rappresentata dal Centro di Cultura Algherese Gruppo Folk San Miguel, la piccola Barcellona di Sardegna. I primi popolatori giunsero d'oltremare a metà del 300, conferendole quel carattere che ancora la distingue dalle altre città sarde, la sua forte impronta catalana. E infatti il segno particolare dell'identità algherese è la lingua, e poi la vitalità delle sue architetture, i colori del suo centro storico, il maestoso promontorio di Capocaccia, il corallo, che non è solo un colore ma è un prezioso che il mare forgia da sempre. È un centro che nasce sul mare, al mare deve il suo nome, deriverebbe da depositi di foglie di posidonia oceanica erroneamente chiamate alghe, presenti lungo i litorali sabbiosi, soprattutto dopo le mareggiate di Libeccio. Ovviamente stiamo attendendo il passaggio e sono tante le macchine fotografiche che interrompono poi il passaggio dei gruppi, perché la bellezza che adesso andremo a vedere è davvero da incorniciare, soprattutto da cartolina. Abbiamo parlato di Bitti, adesso vediamo l'ingresso nel largo delle grazie di questa formazione, quindi l'applauso per Bitti con il gruppo Forza Sprennas, le perle di questo centro che indossano l'abito tradizionale in uno dei centri più importanti della Barbagia settentrionale. Centro di emergenze archeologiche sul Romanzesio, riportato alla luce nel 1919 dalla Tarameli. Sono oltre 20 nuraghi, i villaggi, le tombe dei giganti. Anche il Valeri, nei suoi racconti di primo Ottocento, racconta la leggenda dalla quale, secondo la tradizione, il paese prende il nome dal sardo Sabitta, cerchiato, ucciso da un cacciatore che si abbeverava in una fonte. Il Valeri racconta davvero tanti passaggi di questo centro, che ha dato i natali a personaggi come Giorgia Sproni, Michelangelo Pira, davvero la forza di un paese che si esprime attraverso le sue tradizioni, attraverso la sua eleganza, ma anche attraverso la sua letteratura. Prima abbiamo citato Bachisio Bandino, e dopo il passaggio delle varie formazioni che sono arrivate da ogni centro dell'isola di Sardegna per sfilare lungo le vie di Nuoro, tra poco, a breve, sarà il momento del passaggio dei cavalieri e degli amazzoni. Il rapporto tra l'uomo e il cavallo in Sardegna ha un legame stretto e davvero forte. C'è un passaggio che riporta alla storia, ai documenti, e anche in questa occasione sono diversi i cavalieri e le amazzoni che sono date fin dalle prime ore del mattino l'appuntamento nella città di Nuoro per portare ancora una volta la fierezza e l'eleganza appunto di questo passaggio. E siamo qua nell'attesa del passaggio, uno dei momenti più attesi della mattinata. Io vi chiedo un applauso anche ben augurante per il primo Redentore organizzato con la guida del neo sindaco Emiliano Teu,
che ha già anticipato un po' la volontà e il piacere di avere un Redentore che unisce la comunità di Nuoro e le comunità di un'isola dentro questo racconto che in questa giornata stiamo porgendo ai tanti turisti, visitatori e amici che hanno voluto scegliere Nuoro per questa circostanza. Sì, grazie. Io in realtà volevo davvero ringraziare e dare il benvenuto innanzitutto a tutti i gruppi che hanno consentito questo che abbiamo visto stamattina. Ci sono tanti ragazzi, ragazze, ma anche bambini, li avete visti, che si sono svegliati all'alba, che si sono preparati, hanno fatto un sacrificio per offrirci tutto questo, quindi io gli dedicherei un grande applauso a tutti quanti. Ringrazio a nome ovviamente di tutta l'amministrazione comunale, ringrazio tutti voi, tutti i presenti, tutti quelli che sono venuti da ogni parte della Sardegna, tutti i nuoresi che stamattina hanno deciso di restare a Nuoro e tutti i turisti che oggi hanno deciso di vedere e di visitare la 125esima edizione della Festa del Redentore e la nostra città. Quindi voglio dire che oggi davvero il cuore della Sardegna sta battendo a Nuoro, in questa città, ed è doveroso, consentitemelo di dire, che oggi il nostro cuore batte anche per i tanti bambini, le tante donne e i tanti uomini che nella striscia di Gaza stanno subendo un massacro, un'occupazione e probabilmente una deportazione. Quindi oggi il nostro cuore batte anche per loro. Grazie e buon proseguimento. Grazie Sindaco per queste parole importanti che invitano alla riflessione, a una presa di coscienza e alla consapevolezza di quello che accade in posti non lontani da noi contro ogni forma di violenza, ogni forma di abuso e di dolore arrecato ai danni di qualunque essere umano. L'assessora Natascia De Murtas, anche per lei è il primo Redentore, ovviamente immagino l'orgoglio, l'emozione e l'attesa di questo evento. A lei il piacere del saluto. Assolutamente, l'emozione è forte. Dopo l'intervento del sindaco, l'ultimo passaggio, mi riferisco a quell'ultimo passaggio, è difficile intervenire perché penso che sia qualcosa che ci avvicini, ci accomuni e che vorremmo finisse domani, questo genocidio ingiustificato. È un giorno di festa, sempre un pensiero debba andare anche in quella terra e per quelle persone che continuano a soffrire. Noi vi accogliamo oggi veramente con tanta emozione e con tanto orgoglio da nuoresi, ma credo che la Festa del Redentore non sia la festa di Nuoro, ma sia la festa della Sardegna, e credo che sia giusto da parte nostra accogliere e coccolare ogni visitatore, chiedergli di trattenersi questa giornata a Nuoro, perché Nuoro, oltre la sfilata, oltre il Festival del Folklore, offre tanto altro. Abbiamo una rete museale che si è messa a disposizione, abbiamo operatori economici che si sono messi a disposizione e che potranno accompagnarvi in tutta questa giornata di festa. Grazie a tutti e buon Redentore! Sta per raggiungerci la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e siamo in attesa del passaggio dei cavalli, dei cavalieri dell'Amazzoni, che rappresenta uno dei momenti importanti di questa giornata e di questa mattina. È molto bello vedere questo spettacolo da qua ed è uno spettacolo che è replicato in tutte le parti di Nuoro, dove c'è il passaggio appunto di una Sardegna che corre e che scorre e che vive di questa bellezza. Al centro di questo spazio adesso ospitiamo la Presidente Alessandra Todde. Ci piacerebbe capire con un vostro applauso se lo spettacolo della bellezza, di fede e tradizione che Nuoro offre in questa giornata è di vostro gradimento, perché davvero è una
giornata particolare, molto bella, il clima ideale. Ringraziamo ovviamente il Comune di Nuoro anche in tutta quella parte organizzativa che mette insieme e spende tante energie, tante sinergie per garantire con la sicurezza, con tutte le parti in causa, la migliore riuscita di questi eventi. Eccola qua, un applauso alla Presidente Alessandra Pote. La porto qua al centro, tanto ci avvisano se i cavalli dovessero arrivare, noi ci scansiamo subito. Il piacere di porgere il suo saluto. Sì, questa festa è la festa dei nuoresi, del cuore di questa città, della nostra identità, delle nostre tradizioni, quindi io non manco di celebrarla. Però quest'anno è un anno diverso, lo vediamo dagli striscioni che sono esposti, lo vediamo dalle bandiere. Noi dobbiamo candidare la Sardegna ad essere un'isola di pace, Nuoro ad essere una città di pace, quindi questo ricordo, questa festa deve essere anche un modo per dire che noi vogliamo alzare forte il grido della nostra città per dire che vogliamo la pace, che vogliamo che questo sterminio finisca e che vogliamo rivolgere il nostro pensiero in questo momento di festa anche a chi è meno fortunato di noi, quindi veramente vogliamo che la Palestina finalmente si pacifici. Questa è veramente la cosa che vogliamo più forte e in maniera più vocale. Io adesso vi lascio godere lo spettacolo dei cavalli, sono donna di cavalli quindi non vedo l'ora di vederli. Buona festa al Redentore a tutti. Donna di cavalli, donna di Nuoro, quindi c'è anche l'orgoglio di una appartenenza, e continuiamo il nostro racconto andando ad introdurre appunto quello che sta per accadere con i carabinieri a cavallo in alta uniforme che aprono il corteo, ovviamente che ci porta subito dentro il grande amore e il legame stretto dei sardi con le tradizioni equestri. Roberto, hai già anticipato la forte impronta che questa Sardegna ha nel suo cammino, dal passaggio dei cavalli che nei vari momenti della storia hanno significato ovviamente la nostra appartenenza. E con un forte applauso io ci terrei davvero a ringraziare tutte le associazioni che tra poco avremo il piacere di ammirare, i cavalieri, le amazzone, ora i cavalieri in alta uniforme dell'Arma dei Carabinieri presenti ancora una volta alla festa del Redentore, aprono il passaggio. La storia delle tradizioni equestri della Sardegna cammina di pari passo con la storia dei sardi, la vita quotidiana del popolo sardo è stata segnata nel suo cammino millenario dalla presenza del cavallo. E ciò che colpiva maggiormente i visitatori che sbarcavano nell'isola erano, oltre ai paesaggi, i costumi multicolori nell'abbigliamento femminile, la perizia e l'ardimento dei giovani del paese che venivano appunto improvvisati in sella ai loro destrieri. E oggi abbiamo la possibilità di ammirare la bellezza e l'eleganza dei cavalieri di Nuoro, di Dorgali, di Monserrato e poi ancora di Lorai, di Silanus, di Uras, di Ghilarza, diverse associazioni, tanti cavalieri e amazzoni. Abbiamo anche Oliena attraverso gli abiti tradizionali che andremo a riconoscere, l'eleganza, quello stretto rapporto, ma soprattutto quel percorso di eleganza e fierezza appunto che contraddistingue il passaggio, anche con dei giovanissimi come stiamo vedendo in questo momento. Le nostre parole poche saranno soprattutto intervallate e lasceranno spazio ai suoni del passaggio dei cavalli che ovviamente sottolineano l'identità e questo valore nell'accoglienza. Il cavallo è il simbolo della velocità, del divenire, della vita che evolve, della felice libertà di essere, ha scritto qualcuno. E anche l'arte in ogni tempo, in ogni sua forma, ha sempre cercato di cogliere nel cavallo l'espressione più genuina, la grazia e la potenza del movimento. E al di là del risultato competitivo che spesso si mette in gioco nelle varie manifestazioni di Sardegna, come le pariglie, il palio, le corse, la forza dei cavalli permette di collaudare soprattutto l'energia, il coraggio, la resistenza, la fatica, perché mette alla prova tutti gli organi e gli apparati che compongono la meravigliosa macchina animale.
In questo momento la meraviglia è per questi due bambini che passano davanti alla Chiesa delle Grazie, davvero la loro forza e la loro passione risulta contagiosa. Noi ringraziamo ancora una volta i Cavalieri di Nuoro che hanno deciso di prendere parte a questa 125esima festa del Redentore. Procedono appaiati anche a gruppi di 3, ovviamente portano l'abito tradizionale e conducono i loro cavalli verso il percorso che caratterizza la 125esima festa del Redentore. Mancano soltanto 15 minuti alle ore 13, un'edizione agile che ha permesso davvero con il suo ritmo di far camminare tra i sentieri dell'identità tutti i protagonisti. Stiamo parlando di oltre 3.000 attori di una tradizione ben rappresentata e qualificata anche dall'impegno e dal rispetto che gli stessi hanno voluto mettere al servizio di questa manifestazione. E come abbiamo detto è la città di Nuoro attraverso i suoi cavalieri ad aprire il passaggio, cavalieri che si ritrovano in un gruppo numeroso per raccontare davvero quella passione che anche la città di Nuoro conserva. Anche gli artisti, i pittori hanno impresso l'importanza del cavallo nelle loro raffigurazioni. Pensiamo a Filippo Figari che dipinse imponenti cavalli nelle grandi sale del Palazzo Comunale di Cagliari, o Carlo Conti che ha dato colore alle pariglie di Oristano. Stanis Tessi, uno dei grandi, li ritrae mentre accompagnano Soscanstanzeris di Desulo, mentre Montanaru con le sue liriche li canta. Ma anche Carmelo Floris, che abbiamo citato, affresca le processioni barbaricine in cui lo stendardo sacro portato dal cavaliere apre la sfilata solenne, ma ha impresso forza e forma nelle sue opere Aligi Sassu, un grande pittore e scultore di cavalli, e nelle sue opere emerge la memoria etnica e l'immagine del cavallo quale simbolo di forza, bellezza e vitalità. E anche le Amazzoni che sono appena transitate qua nel Largo delle Grazie hanno ritrovato tante telecamere, tante macchine fotografiche che ancora una volta hanno voluto immortalare il passaggio, punto di forza di un evento che ha ritrovato, ha fatto ritrovare cavalieri amazzoni, i loro cavalli fin dalle prime ore del mattino nella città di Nuoro, che sfilano in modo orgoglioso e fiero sui loro destrieri. Una Sardegna che si ritrova ovviamente immersa nel mondo dei cavalli attraverso i pali, attraverso la Sardegna, abbiamo parlato prima della città di Oristano, la corsa a Sapunta e poi tanti aspetti che davvero ci portano da una parte all'altra dell'isola di Sardegna attraverso i suoi paesi. Mi viene in mente Sant'Lussurgiu e tanti altri ancora, l'Ardia di Sedilo, un altro centro chiave che mette in relazione lo stretto rapporto che c'è da sempre tra il cavallo e l'uomo. Si dibatte molto sull'origine del cavallo in Sardegna e si può parlare di un cavallo sardo come di un animale autoctono per aver raggiunto l'isola ancora libero e selvaggio attraverso gli spazi di terra che la univano al continente milioni di anni fa, oppure si dice, ci si chiede, fu importato già allo stato domestico da uno dei tanti invasori. Le teorie sull'argomento sono diverse, si sostiene l'ipotesi di irraggiamento del cavallo sardo direttamente dall'Africa e in molti casi la fauna sarda ha maggiori affinità con la fauna africana che non con quella europea. Di fatto il cavallo che vive da sempre in Sardegna è sicuramente di origine orientale. La prima notizia storica della presenza di cavalli selvaggi in Sardegna ce la dà il giurista, letterato sardo Sigismondo Arquer nel 1540, quando scrive: c'è in quest'isola un numero così grande di cavalli che non pochi sono selvaggi e senza padrone, e quantunque non siano tanto alti come i cavalli germanici, spagnoli e italiani, tuttavia non sono loro inferiori per forza, agilità e bellezza.
Abbiamo visto il saluto dei Cavalieri di Monserrato che si sono disposti a fronte delle tribune, a fronte delle grazie per appunto rendere un omaggio a tutti i presenti, e poi a seguire abbiamo avuto la possibilità di ritrovare i Cavalieri di Illorai, di Dorgali, di Uras, adesso vedremo Silanus, Ghilarza, e avremo ancora i Cavalieri di Nuoro, davvero una forza che respira la 125esima festa del Redentore, iniziata nel migliore dei modi nella giornata di ieri con la sfilata delle maschere tradizionali, ma è ora in scena ancora una volta l'eleganza di questi cavalli, dei loro cavalieri e anche di quelle amazzoni che abbiamo ritrovato. C'è un proverbio sardo ricordato da Salvatore Cambosu che dice: ricco est andare a cavallo, povero a Samolentina. Andare a cavallo vuol dire essere ricchi, perché i poveri vanno in groppa all'asino. Da sempre nella Sardegna tradizionale il cavallo non è stato soltanto un mezzo di locomozione o un essenziale strumento di lavoro, ma anche il segno di un manifestato benessere e di appartenenza alla classe di coloro che possedevano una ricchezza. E ancora gli abiti tradizionali della città di Nuoro, in questo caso a cavallo, danno la possibilità di ritrovarci all'interno della città del Redentore, la città delle varie associazioni, come abbiamo visto, che muovono i fili della cultura, quel canto corale che ci dà la possibilità di ritrovare tanti coristi nel cuore di un'isola che si racconta attraverso la sua musica più bella, e poi il canto a tenore, i musicisti di questa città, ambasciatori della storia, della musica, di quel patrimonio del folklore di cui andiamo fieri e orgogliosi. E a chiudere, se non vado errando, ci sono ancora una volta due amazzoni che poi ritrovano il saluto, anche i Cavalieri di Nuoro, con i quali si chiude davvero questo passaggio per la 125esima festa del Redentore. L'applauso più forte davvero a tutti i Cavalieri che oggi si sono dati appuntamento qua a Nuoro. Li ringraziamo per la loro presenza, ringraziamo tutte le associazioni, così come ha detto il sindaco, ha ribadito l'assessora, anche la Presidente della Regione, per le associazioni che hanno mosso tanta cultura in questa giornata. Alle 19 c'è l'appuntamento per la rassegna regionale del folklore con alcuni degli abiti più belli della nostra Sardegna che danzeranno e balleranno. Quindi vi aspettiamo questa sera alle ore 19 per raccontare ancora parte di questa 125esima festa del Redentore. Grazie a tutti per essere stati qua, e viva Nuoro e viva la Sardegna!